Cari telespettatori, ben ritornati con noi, siamo in diretta, quindi come sempre la possibilità di partecipare, mandare i vostri messaggi, di telefonare oppure dopo di mandare le vostre mail. TV7 con voi, @triveneta.tv. Protagonisti odierni, e vediamo anche subito quale sarà i temi che andremo ad approfondire. Da una parte abbiamo il presidente di EITRA, Stefano Svegliado, ben arrivato qui con noi. Grazie, buongiorno. Dall'altro abbiamo Nicola Mazzonetto, direttore di Confservizi Veneto. Buongiorno, grazie anche a lei. E poi in rappresentanza dei sindaci del territorio che insomma sono coinvolti, ma una rappresentanza importante perché quest'oggi avrà anche un ruolo duplice, abbiamo Nunzio Tacchetto, sindaco di Vigonza. Buongiorno. Grazie anche a lei. Noi vogliamo parlare di un convegno, perché è un convegno che sarà un momento di incontro, di confronto molto interessante, aperto al pubblico, che si svolgerà sabato mattina proprio a Vigonza, dove sarà padrone di casa il sindaco, organizzato da EITRA, da Confservizi, dall'Union Camere, con il patrocinio della Regione del Veneto, un convegno molto importante sulla legalità. In realtà si combatte l'illegalità, ma cosa vuol dire l'illegalità e perché se ne fa promotrice EITRA e Confservizi, dalla parte anche le Camere di Commercio? Che valenza viene ad avere? Cosa si vuole? Che messaggio si vuole dare ai cittadini? Quale attenzione bisogna riporre e su che cosa? In un momento in cui ovviamente tanti di voi faranno la riflessione di illegalità, ce n'è dappertutto, purtroppo siamo circondati. Ebbene, qualcosa si può fare, anzi si deve fare, per non sprofondare in situazioni che poi diventano di difficilissima gestione, come in altre regioni purtroppo del nostro paese. E allora, proprio per dare indicazioni tecniche, signor Sindaco, ripetiamo, da che ora a che ora? Lascio lei il ruolo. Dalle 9 del mattino fino alle 12:30 a Vigonza, auditorium comunale, che è sulla strada Noalese, di fronte al municipio. È evidente, non si può sbagliare. Non si può sbagliare, perfetto, aperto a tutti, quindi si può andare a sentire. E sarà molto interessante, Presidente, perché avremo anche delle personalità di spicco. Certo, abbiamo persone che intendono testimoniare, mettendoci direttamente la faccia, la loro partecipazione a questo grande tema che è proprio la difesa della legalità. Il tema stesso del convegno è illegalità, io la rifiuto, c'è un significato doppio, c'è proprio una repulsione verso le pratiche non corrette, ma anche molto legato al tema dell'ambiente, perché forse ad esempio più macroscopico di come l'illegalità possa nascere anche da piccoli fatti. Il fatto stesso di gettare per terra una carta è un piccolo segnale di illegalità, cioè del non rispetto delle buone regole di comportamento, per sfociare poi nelle situazioni più macroscopiche dell'illegalità nel mondo dell'ambiente, con le discariche abusive, con gli inquinamenti che possono esserci stati. Personalità importanti che rappresentano un po' il contesto del mondo del fare, delle imprese pubbliche, delle imprese private, e anche le testimonianze poi da parte di soggetti politici, di soggetti che sono enti istituzionali, quali i comuni, ai quali proprio noi rivolgiamo questo tema, perché è una battaglia che va combattuta tutti quanti, fianco a fianco, senza diversità, senza differenze, senza poi farsene gioco di parte. La legalità non è un tema di destra o di sinistra, è un tema della società civile, è un tema di tutti i cittadini. E io ripeto proprio l'invito ai cittadini a voler partecipare domani al convegno, perché anche con la semplice testimonianza di ciascuno di noi, essere presenti e dire io rifiuto l'illegalità è un momento importante per far capire a chi rappresenta le istituzioni che non è un semplice desiderio, ma è la volontà forte di un popolo che ha alle spalle di questa gente che viene a rappresentarci. Tra l'altro si punterà anche molto sul discorso delle mafie, delle infiltrazioni mafiose, perché sembrano per molti cittadini, anche altre volte che ne abbiamo parlato, qualcosa di lontano, no? Che non ci riguarda, eccetera. In realtà poi sono ben penetrate, sono riuscite a radicarsi anche nel territorio ed è molto molto rischioso, perché gli interessi in gioco sono anche, con i momenti di crisi basta anche poco per attirare interessi economici illegali. Precisamente, anche perché poi c'è una grande astuzia, una grande capacità nei soggetti che muovono secondo logiche di illegalità nel potersi infiltrare anche nelle situazioni oggi del nostro nord-est. Situazioni dove però purtroppo la crisi economica sta aprendo dei fronti, delle fessure nei quali questi soggetti si possono infiltrare. Quindi che cosa vogliamo fare? Vogliamo incominciare a creare proprio una serie di allarmi, di alert, chiamiamoli anche in termine medico, di anticorpi, affinché il nostro sistema, il nostro territorio, i nostri cittadini, le nostre imprese sappiano come affrontare questi momenti che si dovessero verificare. Non più tardi di un mese fa, ricordo, un consiglio comunale in Lombardia è stato sciolto per infiltrazioni mafiose e altre aziende anche del territorio hanno già trovato delle situazioni nei quali proprio la possibilità di portare capitali freschi, ma più che freschi direi
sbiancati, ripuliti da parte vergini, riverginati, diciamo, utilizzando il buon nome, le buone pratiche delle nostre aziende, si sono infiltrate, e quando la situazione si manifesta nella sua evidenza è perché ormai il cancro dell'illegalità ha già devastato il corpo sano di quell'azienda. Ecco, siccome non siamo immuni, nessuno di noi è immune a questo, noi vogliamo proprio rilanciare questo grido di allarme, di dire attenzione, non c'è nessun territorio che sia immune da questa situazione, e perciò tutti, aziende pubbliche e aziende private, enti comunali, provinciali, regionali, camere di commercio, Confservizi, sindacati, forze dell'ordine, magistratura, associazioni civili, tutti quanti dobbiamo essere fianco a fianco in questa battaglia, perché come dicevo prima non c'ha dei professionisti della legalità, ma c'ha tante persone che vogliono fare le cose fatte bene. Direttore, appunto, vi ha citato, voi avete aderito appieno. Come mai questa presa di posizione, soprattutto per spiegare ai cittadini che cosa c'entra? Perché tanti dicono, vabbè, il discorso di ETRA ci sta, rifiuti, ben lo sappiamo. E invece voi che rappresentate una serie di aziende di non poco conto sul territorio. Ci sembrava il minimo partecipare attivamente e personalmente a questa iniziativa, perché tutto il mondo delle aziende pubbliche di servizi erogano dei servizi delicati. Siamo in una fase in cui c'è la liberalizzazione, la privatizzazione e quindi maggiormente si espongono ai capitali privati, e di conseguenza è anche vero che se sono appetibili, chi vuole investire potrebbe essere un canale per entrare in questo mondo. E diventa importante che il messaggio sia chiaro e forte che questo mondo delle aziende a capitale pubblico sono aziende che vogliono garantire un servizio di qualità ai cittadini, ma la qualità non è soltanto nel prodotto, ma anche una qualità di veste, cioè quindi di garanzia che non è inquinata da altri fattori esterni, in questo caso da elementi di illegalità. Purtroppo sappiamo che l'Italia è molto lunga, non tutto quanto è a posto. Dal Veneto arriva un segnale, sabato arriverà un segnale molto forte, e speriamo che l'Italia, sotto questo aspetto, si accorci e diventi un'unica massa che contrasta il fenomeno dell'illegalità, che poi ricade in maggiori costi nei cittadini. Ecco, a proposito di maggiori costi, proprio una battuta, perché poi era sui giornali anche di ieri, si rischia la privatizzazione per alcune aziende del trasporto pubblico e quindi di avere una minor disponibilità per i privati, quindi con costi maggiori, perché voi avete dei costi onerosissimi da sostenere, ci sono il discorso degli appalti, e poi parleremo anche degli appalti al massimo ribasso, eccetera. Sui trasporti anche qui ci sono dei luoghi comuni. Sì, è vero che il costo aziendale, il costo di gestione delle aziende, dei trasporti nel caso specifico, è maggiore rispetto a quello dei privati. Semplicemente il contratto di lavoro, il contratto nazionale, che è stato bloccato ed è l'elemento che sta scatenando in questi giorni proteste, scioperi, oggi a Roma, poi nei giorni scorsi a Genova. Incidere per il 25% in più rispetto ai privati, nel momento in cui si va alle gare è chiaro che le nostre aziende partono in una gara da 100 metri, parte a 50 metri di differenza. Quindi o siamo messi tutti quanti nelle stesse condizioni, quindi aziende private e aziende pubbliche, di partire allo start
alla pari, oppure bisogna che ne discutiamo e i sindacati sotto questo aspetto devono essere responsabili. Sì. Nel Veneto succede che ad esempio a Treviso, con l'unica azienda che è nata e sarà operativa al 100% dal 1° gennaio 2014, 4 aziende pubbliche si sono messe assieme, ma grazie anche al buonsenso delle organizzazioni sindacali è stato stipulato un nuovo contratto e l'azienda Mobilità di Marca è diventata un'azienda che ha incorporato anche 4 aziende private. Quindi 4 aziende private, 4 aziende pubbliche hanno creato un'unica società, avranno un unico contratto e quindi potranno affrontare liberamente il mercato. Quindi quando c'è la sinergia tra pubblico, privato, organizzazioni sindacali, si riesce a chiudere e a portare la quadra. Ecco, quando si riesce a fare squadra, bene. Quando si riesce a fare squadra sulla legalità, credo che non ce ne sia per nessuno. Infatti, dopo voglio tornare su questo discorso, perché questo può essere un esempio eclatante di come un'azienda privata con infiltrazioni mafiose si incunea e incomincia a dilagare, quindi questo era proprio calzante per quel che si rischia. Sindaco, voi aderite, a parte che lei è reduce dalla non una marcia, da un trenino su Roma per quanto riguarda il discorso della mini IMU, per cui di battaglie ne state già combattendo sul fronte, quindi è meglio ribadirlo ai cittadini perché forse non tutti hanno le idee chiare. A parte l'esperienza di ieri che deriva dalla constatazione che i sindaci di qualunque colore, di qualunque provenienza siano, siccome sono sul territorio, sentono il territorio e sono accomunati da un pensiero comune, cioè quello di seguire procedimenti logici, di non avere sperequazioni, di non avere diversità tra nord e sud, ma tra piccoli comuni e grandi comuni, e quindi viene automatico fare non le marce su Roma, ma una puntatina a Roma per far abbassare al nostro livello chi ci governa e far capire loro che non si può considerare solo le grandi città nel caso dell'IMU o della mini IMU, ma si deve considerare insieme e si deve stare attenti a non fare preferenze o distinzioni, perché tornando al tema della legalità o della illegalità e tornando a cosa viene generato prima, c'è un'esigenza fondamentale oppure un sentire fondamentale da parte dei cittadini. Pensano di essere comunque costantemente derubati di qualcosa o comunque di essere governati o di avere regole che valgono a seconda del più furbo o del meno furbo, o comunque di avere, per esempio le imprese, mai la certezza di avere tempi cadenzati, tempi precisi in modo da programmarsi. Da queste sensazioni, che sono molto più di sensazioni, nasce appunto il desiderio da parte nostra, che ci accomuna, di stabilire un percorso che è già preciso, perché basterebbe applicare tutte le regole che già ci sono, stabilire un percorso che permetta a tutti di di partire alla pari e di avere un controllo diretto anche sui cosiddetti furbi o su chi vuole inserirsi, specie in un momento molto delicato come questo. Partecipavo pochi giorni fa a un altro convegno e mi dicevano, e io condivido, di ragionare bene su un concorrente spietato che c'è in questo momento. E il concorrente spietato per tutti è la corruzione, perché salta tutte le regole, salta tutte le regole e fa partecipare tutti per bandiera, ma far vincere sempre i soliti. Quindi avere una condivisione, avere spirito di gruppo, eccetera, non può essere che positivo. Ecco, Sindaco, lei ha toccato alcuni aspetti che io direi che è bene approfondire. Da un lato appunto ha toccato la corruzione, e questo è un male, è l'illegalità. Certo. È un male diffusissimo che addirittura ci rende penalizzati davanti al resto del mondo produttivo che sta correndo. Dall'estero ci guardano come un paese corrotto, come se fossimo i paesi noti del terzo mondo, ma siamo a dei livelli di classifica da paura. Anche questo perché qua ci riallacciamo al discorso delle aziende pubbliche e alla diffidenza dei cittadini, cioè i cittadini hanno questo retropensiero di fatto che il pubblico non è l'onesto. Perché? Perché sta venendo fuori, viene costantemente fuori di tutto.
E quindi c'è questa, cioè ad esempio ETRA aumenta le tariffe, se non lo va a spiegare in modo dettagliato, con una comunicazione battente, e allora si deve prendere la briga di far questo. Io ho fatto l'esempio, ma se è lo stesso per il trasporto pubblico, aumenti il biglietto, si dice perché tanto dietro ci mangia qualcuno. Questo è il retropensiero di tutti i cittadini, non pensano che ci possa essere un aumento di qualche cosa, perché dicono comunque i margini se li sono accaparrati. È tristissimo questo e secondo me è un freno alla nostra crescita o all'uscita da una situazione di crisi. Che cosa ne dice? Fa parte sempre dell'illegalità. Certo, è un gran problema di natura culturale, quindi proprio su questa matrice bisogna insistere, e il motivo del convegno è proprio quello di cercare di incominciare a creare una cultura diffusa di legalità. Allora bisogna superare alcuni dogmi ideologici che ci sono, e li possiamo superare solo con il ben fare e nel farlo bene. Il pubblico viene di solito additato come essere un carrozzone. Allora io vorrei intanto superare subito la diffidenza culturale fra pubblico e privato, perché c'è il pubblico che funziona come c'è il privato che funziona, e altrettanto c'è il privato e il pubblico che sono incapaci di fare il loro mestiere. E nell'incapacità di fare le cose poi più facilmente si generano anche fenomeni corruttivi piuttosto che illegali. Il cittadino vede nell'azienda pubblica un'isola felice. E molte volte questo è vero, nel senso che è vero che è un'isola felice perché c'è un certo tipo di tutela perché ci lavora all'interno. Però c'è una responsabilità che non sempre viene riconosciuta in chi amministra, in chi fa le cose, di avere una grande considerazione e un grande rispetto per il fatto di maneggiare denari pubblici. E questo porta inevitabilmente a seguire in modo pedissequo le regole. Proprio ieri il prefetto Sodano di Padova ha lanciato un allarme rispetto a un proliferare, un diffondersi di una cultura dell'illegalità, legandola anche, come diceva anche il presidente dell'Unione Veneto, nonché della Camera di Commercio di Padova, Ziglio, legato anche alla molteplicità di regole e di leggi che ci sono, perché nella sommare, nel mettere assieme una montagna di codici e codicilli, non è che semplifichiamo o aiutiamo la legalità, creiamo invece quelle possibili turbative o infiltrazioni dove il furbetto si può insinuare facilmente, perché poi in Italia non è che la regola poi non è che sia certa, devi sempre rivolgerti a qualche legale per avere un parere pro veritate, altrimenti l'interpretazione viene lasciata libera. Quello che si vuole fare anche domani è proprio questo, mettere assieme tutti, perché poi non è che il mondo del privato e il mondo del pubblico siano mondi confinati in spazi ben ristretti e non abbiano nessun tipo di collaborazione, perché quello che fa oggi ETRA, ma io parlo di ETRA per non parlare delle altre 100 e più aziende che sono in Confservizi, ETRA è in Confservizi, è proprio per questo che c'è questa grande spinta comune, è quello di poter poi utilizzare i propri ruoli, i propri impegni, i propri contratti, facendo lavorare anche le imprese private. E quindi se noi creiamo questa filiera di legalità, chi lavora col soggetto pubblico deve avere il rispetto di buone pratiche, perché non bastano poi le dichiarazioni, certificazioni scritte su carta, io sono certificato antimafia, perché di solito chi è più mafioso ha tutte le carte in regola su questo aspetto qui, quindi è una presa in giro. Sì. E quindi questo dobbiamo superarlo, ma creare proprio un protocollo d'intesa che è già stato fatto a livello nazionale, dove il mondo delle imprese private tramite Union Camere, il mondo delle aziende pubbliche, Confservizi, Federutility o altri, e anche sotto l'egida di associazioni che oggi hanno riconosciuto il loro ruolo di tutela della legalità, come Libera, Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie, che domani sarà uno dei partner del convegno, per fare proprio un protocollo che semplifichi la vita a chi deve operare, ma che dia regole certe, e nelle regole certe ci stanno anche le punizioni certe, perché altrimenti oggi succede che chi sgarra, dopo qualche giorno, non dico qualche mese, dopo qualche giorno è là di nuovo a potersi ripresentare, a partecipare alle gare, e tu, che sia pubblico o privato, non puoi escluderli perché hanno tutte le forme. Allora bisogna superare questo tipo di contraddizione, e il cittadino deve anche pensare una cosa, e poi mi rivolgo al sindaco, perché il sindaco è il rappresentante dei cittadini, e tra 600.000 utenti, ma 73 sindaci come soci. Non è la politica del minor costo che dà la qualità del servizio, perché è sbagliato inseguire questo tipo di logica, anche perché il minor costo inevitabilmente rispetto a un costo minimo di sostenibilità del servizio ti porta a fare cosa? O a lavorare male, o a trovare scappatoie e scorciatoie, oppure ad utilizzare capitali che vengono, come abbiamo detto prima, lavati
utilizzando anche il contratto sotto costo. Bisogna trovare la qualità del servizio. Che cosa deve fare il sistema? Il sistema deve dire questo è il costo sotto il quale non si può andare, e questo basta farlo. In Europa ci sono i costi fissi, quelli là sono determinati. Qui in Italia invece, anche se noi chiediamo la dimostrazione della congruità del prezzo, in ogni caso riescono a dimostrarlo. Regole certe. Ed è vero, nel nostro mondo, nel mondo dell'ambiente in particolare, infatti hanno messo la loro faccia e partecipano assieme a Detra direttamente al convegno APS Acegas, Veritas, AIM, Ecoambiente Rovigo, Contarino, cioè, e tutte le altre aziende che poi non si presentano fisicamente perché Confservizi le rappresenta. Noi abbiamo proprio voglia di fare le cose fatte bene, di poter fare in modo chiaro, ma dateci anche delle regole da poter seguire chiaramente e poter dire a chi oggi abbiamo la certezza che sia infiltrato da parte della mafia di star fuori dai nostri territori, perché la capacità di un'amministrazione, di un territorio, di un soggetto politico è quello di poter discernere chi merita di starci e chi invece deve essere allontanato, perché come succede da qualsiasi parte, anche nelle buone famiglie, il buon padre è quello che riesce a mantenere sulla retta via tutti quanti, ma il figlio che sbaglia uno scappellotto, e in alcune situazioni proprio non si può fare diversamente che anche l'allontanamento. Perfetto, noi siamo arrivati alla pubblicità, regole certe, soprattutto anche poi controlli e sanzioni, questi sono i 3 temi. Torniamo ad affrontarli insieme ai nostri ospiti tra pochissimo.